presentavi un ragazzo che ci ha incuriosito veramente parecchio attraverso le pagine del suo libro. Lui si chiama Riccardo Carnielli ed è l'autore di Minima Principia, un libro decisamente esplicito, crudo ma appassionante. Riccardo è con noi su R101, buon pomeriggio e benvenuto. Ciao Tamara, buon pomeriggio. Allora, Charlie Waters è il protagonista del tuo libro, che è, diciamo, fissato soprattutto con il minimalismo. Esatto. Ti assomiglia a questo personaggio e perché hai fatto questa scelta così particolare? Charlie è un uomo di mezza età che si scoprirà essere poi un architetto inglese di una certa importanza, che si risveglia nella sala d'attesa di un aeroporto senza memoria praticamente, senza quindi ricordare niente del suo passato, assolutamente digiuno di esperienze, vulnerabile e corruttibile. E da qui, attraverso una serie di indizi, lui riuscirà a darsi un nome, a recuperare la sua vecchia avidità e a ricomporre tassello dopo tassello la sua identità. Ho capito. Fa la scelta che fondamentalmente in questo momento nessuno fa, cioè il minimalismo, arrivare proprio all'essenza. Invece siamo tutti molto portati all'eccesso, no? in questo diciamo, momento storico, quindi mi piace la scelta che hai fatto tu. È un personaggio che va a controsenso, indubbiamente. Ma senti, Minima Principia, esattamente, che cosa significa? Minima Principia, il titolo dipende dal fatto che il libro si basa su una concezione ciclica del tempo, tutto ritorna, no? È presente? Alla fine del libro il protagonista si ritroverà spogliato praticamente di tutte le cose superflue che ha collezionato nel corso della sua esperienza e si ritroverà vestito soltanto di quei principi minimi, i Minima Principia appunto, che gli consentiranno di affrontare un nuovo inizio. Ah, bello, mi piace. Le scene descritte nel tuo libro, tra l'altro, sono davvero forti, cioè sono esplicite, si parla di sesso, di psicosi, di problemi alimentari, è tutto proprio senza censure, soprattutto dalla tua casa editrice, che non ha voluto cambiare né censurare una parola del tuo libro. Mi sembra una cosa importante. Guarda Tamara, io mentre scrivevo il libro ero sicuro che avrebbe subito qualche censura, questo me lo aspettavo. E invece devo dire che il mio editore non mi ha fatto alcun tipo di problema da questo punto di vista, non mi hanno censurato niente e comunque leggendo si capisce poi che alla fine quelle scene hanno un senso e servono per la logica e per la struttura del testo. Certo, è evidente. Grazie di cuore a Riccardo Carnielli per essere stato su R101, autore di Minima Principia, Sovere Edizioni, che se fosse un film sarebbe un film di Paolo Sorrentino, quello delle conseguenze dell'amore. R101